Are you aware of what you make me feel, baby? Right now I feel. Piombino Dese, nel confine fra la provincia di Padova e quella di Treviso, c'è una società fondata nel 1982 che schiera oggi la prima squadra in C femminile, ma che ha anche un discreto movimento nel settore giovanile. La società Super Volley ha adesso come adesso un settore mini volley abbastanza vasto, un under 12, un under 14 e un under 16, quindi un settore giovanile abbastanza giovane. Poi le ragazze in linea di massima cominciano a passare alla Serie C, a fare le prime esperienze. In Serie C, appunto, molte atlete provengono dal paese di Piombino. Sentiamo però, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiata la squadra. Niente, è uguale all'anno scorso. Abbiamo semplicemente riorganizzato un po' quello che è l'organico, abbiamo cercato di allenarci un po' meglio, di cercare di migliorarci, insomma, niente di più. Ed è proprio questa una particolarità del Super Volley Piombino. L'organico della prima squadra è invariato da molti anni. La squadra è la stessa, direi, da qualche anno, l'organico è sempre lo stesso, l'obiettivo è la salvezza. Diciamo che alla fine dell'andata, che eravamo nei primi posti, c'è stato un po' un sussulto generale, ma insomma il nostro obiettivo è comunque la salvezza e resta quello. Obiettivo salvezza dunque, ma forse anche qualcosa di più, visto il bell'avvio di campionato. Noi speriamo di fare un bel campionato, non abbiamo posizioni specifiche di classifica, vorremmo cercare di riuscire a fare un bel campionato senza patemi d'animo, insomma. Dicevamo che la squadra negli anni non è cambiata e molte delle atlete giocano da sempre al Super Volley. Siamo in molte, infatti, nella squadra di Serie C ad aver avuto un passato esclusivamente alla Super Volley Piombino. Questa sera 4-5 titolari hanno appunto il curriculum qui alla Super Volley, per cui lo scopo, diciamo la filosofia della società stessa è quella di creare un buon settore giovanile anche in termini di crescita di alcune atlete che possono essere utili quindi per la prima squadra. A Piombino Dese, tra l'altro, c'è un bell'impianto sportivo ed anche quest'anno si celebrerà la Festa dello Sport, evento organizzato dal Comune. Come amministrazione noi ci siamo impegnati già dallo scorso anno, essendo una nuova amministrazione entrante, ad animare queste attività sportive facendo una festa dello sport che è riuscita. Infatti stiamo cercando di progettarla nuovamente quest'anno su grande richiesta delle società sportive stesse. Tutto in casa dunque a Piombino. La società opera infatti nel territorio paesano. In realtà la Super Volley copre un territorio abbastanza piccolo, nel senso che copre Piombino Dese e le frazioni, quindi Toreselle, Ronchi e Levada. In realtà questa zona della provincia di Padova è ricca di società, per cui quasi ogni paese ha la propria società sportiva, che sono abbastanza piccole, quindi in linea di massima anche i risultati non sono molto rilevanti, coprendo un territorio comunque piccolo. Quindi Super Volley si distingue anche per dei risultati abbastanza buoni relativamente anche al territorio che copre. Da 15 anni al timone della società c'è il presidente Pietro Volpato. Dopo molte soddisfazioni sportive, il sogno del Super Volley oggi è questo. Vorrei avere una ragazza che va in Serie B o Serie A in pratica, questo del nostro paese, del nostro vivaio. Questa sarebbe la più bella soddisfazione che io potrei avere, perché le altre soddisfazioni diciamo che io le ho avute. E questo sarebbe una cosa molto gratificante per me, perché vuol dire che in paese la società e tutto il seguito di allenatori e dirigenti hanno lavorato bene.